Ecco, le donne sono sempre cretine. Max Novaresi, l'urletto, falso. Come stai? L'uomo che era già anziano 10 anni fa, noi non ci siamo arrivati. Erano quelle delle scarpe correttive che Ma Bianca che porti l'apparecchio solo per sembrare più giovane. No, adesso io stavo pensando alla Ischia perché so che tornate. Quindi no, sono vivo e vegeto, grazie. Novaresi vivo e vegeto, tra l'altro, Novaresi oltre che io a parte che lo rivedo sempre su Comedy Club, che è questo programma di comici fatto tipo 4-5 anni fa, e secondo me 7 anni fa che continuo a andare in replica, sì, fa piacere. Sì, fa piacere, si vede questo Novaresi che fa veramente la vera spalla dei comici, che non si vede più. E lui è uno bravissimo con dei tempi incredibili. Com'erano Greta e Greta? Erano secondo me la verità dopo tanti anni. Erano, beh, innanzitutto giovani. Ma scusa. Vabbè, cerca di essere carino. No, guarda, non dico la verità. Perché la Zanni ti ha dato buca, ecco. No. Diciamo. Come tacchinava la Zanni? Ammazza. Ma non ne ha fatto uno. Senti, ma allora, io tacchinavo tutte. Le ragazze, noi registriamo 3 puntate al giorno in posti ameni, in Milano, in qualsiasi studio, e loro scrivevano ogni sera i monologhi per mettere puntate fino a tarda notte, ed erano bravissimi in albergo, li scrivevano, quindi ci vedevano. Erano bravissimi in albergo? Eravamo stati ma io posso dire una cosa carina senza che tu... Ma no, dilla, non ne frego, non ho capito. No, c'era l'amore, c'era ancora l'amore del fare, eravamo 3 sfigati a fare un programma che all'improvviso diventò di successo e ancora adesso a me mi chiamano Piccolini. È vero, è bellissimo. Era molto garbato quel programma, era molto garbato. Era caruccio. A Milano mi chiamano Piccolini, che ha un altro significato. Ma come mai te lo sei chiesto? No, così allora, io volevo dire una cosa pro Andreotti, oltre che pro Zan, che c'è su internet un pezzo dello spettacolo che gira che parla di coccinella. Allora, io l'ho visto, vi giuro, me l'ha mandato e fa veramente lacrimare dalla risata. Come si fa a vederlo su YouTube? Dici l'indirizzo, Max. Guarda, basta che scrivi Coccinella Andreotti vecchia. Vecchia, l'hai detto tu vecchia. E ti racconto un altro momento di queste feste che abbiamo vissuto noi ormai transenni, dove tu andavi alle feste mascherato, come ti vestivano, io sono tutta Zorro ovviamente, certo. E lei era vestita da Coccinella, ma tutti la scambiano per un'altra cosa. Non indovinavano mai le maschere, no? Che le madri ci vestivano. Senti, preparati perché dovete sapere che Max Novaresi, oltre ad essere uno degli autori di X Factor, è anche il dottore di Affari Tuoi. Esatto, quindi preparati tu, perché non te ne fa. No, non hai capito, preparati tu, perché la Rai non c'ha più una lira, quindi o sei bravo che se qui vincoli 500.000 euro ci cacciano a tutti da febbraio. Sono 2 puntate, lo so che partiamo intorno a metà febbraio, il radio si sta riscaldando alla grande, quindi preparati perché il dottore sarà piuttosto bastardo. Va bene, tu preparati a venire ospite da noi qui tra poche settimane, d'accordo? Un saluto a Max Novaresi! Grazie, ciao Max!